Amici sportivi, buonasera e benvenuti al forum di Pordenone. Tra pochissimo agli ordini dei signori Stefano Gallo e Stefano De Biase stiamo per commentarvi la gara interna valida per la quinta giornata del girone di andata tra la formazione locale di Cesare Ciocca, la Friuladria Pordenone, ora in difesa, che ospita la capolista finora imbattuta, che segna il primo tiro con Tommaso Milani, numero 14, in campo insieme a Marco Maria Arrigoni con il 12, con il numero 8 Riccardo Tavernelli, con il numero 7 Giovanni Penserini e con il numero 5 Alberto Navarini. Risponde la Friuladria PN con il primo canestro da parte di Michele Ferrari, Mattia Galli con il 7, Davide Zambon con il 13, Vittorio Nobile con il numero 9 ed il play Alessandro Panni con il numero 12. Arresto, tiro e conclusione sbagliata per Cazzaniga. Ora Pordenone in attacco, Panni dal lato sinistro, sale Zambon per il blocco, non lo serve Panni, scarica un Ferrari liberissimo che evita il tiro, 9 secondi per andare al tiro, lo fa ora Ferrari liberissimo, la tripla, la mette a segno, partenza molto decisa e determinata da parte della formazione pordenonese, in particolare di Ferrari. Sbaglia un tiro apertissimo Riccardo Tavernelli. Gara iniziata da 1 minuto e mezzo, Friuladria in attacco a quota 5, Ferrari, ottimo il gioco a due tra lui e Mattia Galli e fallo su Davide Zambon. Vediamo la segnalazione ora del numero 6 ospite Roberto Cazzaniga, e a commentare con me la partita coach Dario Starnoni. Ciao Dario. Buonasera a tutti. Grazie della disponibilità Dario. Ospitiamo la prima in classifica, Dario, numeri importanti, una squadra tosta, determinata, capace di mandare, priva di un leader vero e proprio, ma capace di mandare in doppia cifra 4 giocatori, molto forte in difesa e che soprattutto in casa capace di fare un gioco in velocità, ricordiamo anche molto efficace, ne ha rifilati 29 all'Urania Milano. Ma stai proprio parlando della squadra che ha le caratteristiche che io desidero in una squadra. Adesso bellissimo questo pick and roll, pick and pop, anzi, con un canestro da 4,5 metri dal post alto di Cazzaniga, un 78 di cui ho conosciuto nel passato le potenzialità quando era giovane. Questo attacco di PN non è andato a buon fine. Un fallo adesso fischiato al nostro playmaker, a Panni, nel tentativo di passare sopra a un posto di blocco. Sì, fallo, ti dicevo, sì. Proprio Simone, scusa, hai proprio elencato le caratteristiche della mia squadra preferita, squadra aggressiva, migliore difesa per il momento del campionato, anche se sono ancora 4 partite, e squadra che proprio predilige il gioco in velocità. Intanto tripla sbagliata di Penserini, ma extra possesso sempre per i Knights di Legnano. Penserini, su di lui Mattia Galli, Cazzaniga cambia di lato per Tavernelli, sbaglia il passaggio Tavernelli, malinteso con Marco Maria Arrigoni, squadra di Legnano Castellanza allenata da Mattia Ferrari. 6-5 per chi attacca, 7 minuti e 10 al termine del primo quarto. Panni, arresto, tiro, sembrava corto il suo tiro, invece va direttamente a canestro, più 3 per chi difende. Pordenone che di fronte alla capolista deve assolutamente difendere di squadra e giocare al 101%. Buona sì la difesa di Pordenone, più brava della difesa Giovanni Penserini, che viaggia con una media di 6 rimbalzi a partita e quasi 13 punti. Non male per un giocatore non altissimo. Nobile da 3, arriva il fischio arbitrale di Stefano Gallo e punisce Tommaso Milani.
3 i tiri liberi a disposizione per l'azzurrino di Codroipo, in forza da 2 anni qui a Pordenone. A segno il primo tiro libero, 9-7. 2 su 2, richiede concentrazione giustamente Ciocca. Buona tecnica di tiro. E 2 su 3. Ultimo a toccare, secondo De Biase, Ferrari. Si riparte da una difesa a uomo per Pordenone. Non è ancora il momento, Dario, della zone press. No, zone press no, però abbiamo visto una uomo che dopo un paio di passaggi, dopo un pick and roll, si è trasformata in 2-3. Quindi Tavernelli sta cercando di mescolare un cerca il centro, arriva un contatto. Buona la difesa di Michele Ferrari. Non è d'accordissimo coach Mattia Ferrari sul fallo subito dall'omonimo giocatore pordenonese. Fallo in attacco del numero 8. Riccardo Tavernelli, primo fallo. Sei minuti e 8 secondi Al termine del primo quarto, 10 per Pordenone, 7 per Knights Legnano. Durante il primo time out daremo conto anche dei risultati delle 3 gare già giocate nella giornata di sabato. Mattia Galli penetra in area, palla fuori per Panni, cambio frontale, ottima la palla di Panni per Galli e arriva netto il fallo di Giovanni Penserini. Ottimo attacco del PN che ha costretto la difesa ai continui aiuti e rotazioni, per poi alla fine trovare un bellissimo taglio backdoor di Mattia Galli. Bravissimo Panni a passare col timing giusto sul taglio sulla linea di fondo campo da parte di Mattia Galli, che realizza il primo e realizza anche il secondo. 12-7 e con Legnano, Dario, che ha già esaurito il bonus di squadra. Penserini in attacco, esce dal blocco e riceve Tommaso Milani. Velo di Cazzaniga, non giocano a 2. Arriva l'errore da parte di Tommaso Milani. Vittorio Nobile a gestire questo attacco per Pordenone. Sale in rimorchio Zambon, blocca per Panni, lo guarda ma non lo serve, giustamente non c'era lo spazio. Ferrari, penetrazione centrale, giusto il fischio a mio avviso dell'arbitro Gallo, contatto sulla spalla e arriva il time out di coach Mattia Ferrari. Sì, molto bene come impatto, come inizio della partita del PN, direi molto attenta in difesa, partita preparata molto bene, soprattutto sui pick and roll. C'è proprio una trasformazione della difesa individuale, difesa a zona, che chiude molto bene l'area e non dà spazi. Ottima la ricostruzione di coach Starnuni. Come detto, io approfitto di questo primo time out per vedere i risultati delle 3 partite, Dario, giocate nella giornata di sabato, che hanno visto imporsi la Celsanius Varese su Ortos Lugo per 74-46. Grafi Studio Spilimbergo, che ha perso una grandissima occasione cedendo alla fine per 70-67 contro il Basket Lecco, e l'Urania Milano cedere in casa contro Crabs Rimini, appunto importante vittoria di Rimini che in trasferta, che raggiunge proprio l'Urania Milano. Daremo poi un'occhiata, Dario, anche alla classifica, che al momento, di cui al momento possiamo anticipare qualche flash proprio non positivissimo per le provinciali finora. Pordenone penultima e Grafi Studio ferma ancora a quota 0. E ritroviamo in campo Michele Ferrari. Corto il suo tiro, Ferrari che sì, fisicamente in ripresa dopo l'infortunio che non ha consentito a Pordenone di schierarlo nel migliore dei modi, l'ex corno di Rosazzo. Si riparte dal 13-7 interno, vediamo se ci sono stati cambi, ma non mi sembra dopo il time out né da una parte né dall'altra. Post basso per Cazzaniga, e quello il suo posto migliore
Per fortuna per Pordenone arriva il tiro corto di Cazzaniga, giocatore di altra categoria che io ho avuto, Dario, il piacere di arbitrare, se la mia memoria non mi tradisce, in quel di Castelletto Ticino quando c'era Meo Sacchetti, ora in Serie A. Arriva direttamente dalla rimessa un arresto e tiro di ottima fattura da parte del numero 8 Riccardo Tavernelli, arresto e tiro da far vedere ai ragazzini, piedi a canestro, nessun palleggio, tiro in sospensione, poi il canestro gli ha portato giustamente un po' di fortuna, ma insomma tecnica allo stato puro. Ma come dicevi tu prima nel pre-partita, grande propensione a rimbalzo in attacco, ma adesso un bellissimo canestro di rapina dell'Azzurrino Nobile, molto presente, si sta ritagliando veramente fiducia e spazio. Grande canestro da parte di Speriamo Vittorio... che non lo convalidi. Io credo di sì. No, No, non lo convalida. no. Ci hai Anche visto perché bene. il fatto che l'arbitro non dica subito buono o non buono mi è sempre dato una cosa che mi è sempre dato mi è sempre un po' dato fastidio, no? Se lo dicesse subito, Simone, cosa dici tu? Così dovrebbe essere. Ah, ok, grazie. Così dovrebbe essere. Poi sai, magari non dico in questo caso, ma l'arbitro si riserva quei 2 secondi per pensare ed è meglio, Subito. secondo me, subito Grande stoppata, peccato. se sei convinto, e altrimenti ti prendi quel secondo. Meglio una decisione un po' in ritardo ma giusta che errata ma anticipata. C'è questo Arrigoni che è veramente una iena rimbalzo in attacco, Una già 2 o 3 spina volte che nel va lì a fianco, sporcare i infatti. rimbalzi difensivi. Ne prende Dario quasi 7 a partita, Vedi. 6.7 per veramente Arrigoni. ha fatto proprio un mestiere. Ecco sul cubo dei cambi per coach Ferrari, pronto a entrare mentre Zambon non riesce a realizzare. Il numero 9, il capitano Federico Maiocco, che entra come sesto uomo, uno dei giocatori più importanti, un'ala di 2 metri del 1983. Entra Maiocco, esce Marco Arrigoni. Maiocco che viaggia con una media di 10.3 punti a partita e quasi 7 rimbalzi a partita. Simone, ti devo far presente che anche il nostro capitano è Ancora Andrea, sì, Ancora in panca. ancora in panca con qualche problema fisico durante la settimana. Arriva un fischio da parte dell'arbitro De Biase. Vedi che adesso ha segnalato non buono. Questo così mi piace. Rimessa per Nice di Legnano. Penserini riceve il capitano appena entrato, forse passi in partenza non rilevati da parte di Milani, sbaglia, ancora in attacco, è il quinto rimbalzo e all'ennesimo tentativo Legnano riesce a portare a casa 2 punti, 15-11 per Pordenone. Panni, blocco di Ferrari, fallo in attacco chiarissimo da parte di Alessandro Panni. Fallo in attacco il numero 12 Alessandro Panni. Ecco un altro cambio per gli ospiti, fuori Penserini e dentro il numero 16 Dario Borroni. Giovanni Penserini entra con il numero 16 Dario Borroni. Maiocco, Milani, non viene servito Cazzaniga, 9 secondi per andare al tiro, 4, passo ad incrocio corto, il tiro da parte di Milani, rimbalzo di Michele Ferrari, rientra bene Milano in difesa, Pordenone che si trova a giocare a difesa schierata. Ferrari che non punta al canestro, aveva un'autostrada davanti a sé, blocca il palleggio e adesso vediamo se si prende la seconda tripla, la prende ma non realizza. 2 minuti e 15 al termine, più 4 per Pordenone. Ottimo l'inizio per la squadra di coach Ciocca, incrocia e commette violazione di passi. Cazzaniga non tiene il perno, scusa Dario, pronto a entrare in campo Matteo Varuzza al posto di Alessandro Panni. Evidente la scelta tattica di coach
del coach avversario Ferrari. Esatto, di Ferrari, di battezzare un po' Ferrari, quindi di lasciargli quei 4 metri per proteggere proprio le sue penetrazioni e concedergli il tiro da fuori. Però è giusto che se li prenda. Galli, Ferrari, riceve Nobile, ecco Ferrari che incrocia, palla recuperata da Tavernelli, punta Nobile, ottima la difesa di Nobile, arriva il fischio a punire Tommaso Milani, forse secondo fallo personale per lui, vediamo la segnalazione. Arriva la sostituzione, infatti Tommaso Milani si riaccomoda in panchina, secondo fallo personale per lui, e torna in campo di nuovo Giovanni Penserini. Naiz Legnano in campo, come detto, con Penserini, Borroni, Cazzaniga, Tavernelli e il capitano Federico Maiocco. A segno il primo tiro libero di Michele Ferrari. Fuori il secondo, entrambe le squadre in bonus esaurito. Tavernelli aiuta Zambon, poi torna su Cazzaniga, buona la difesa di Zambon, Naiz costretta a passare a giocare in aria con Penserini, Baruzza rinuncia e finalmente e giustamente guarda il canestro, lo battezza, massimo vantaggio Pordenone, 19-11, ultimi 60 secondi del primo quarto, scivola Penserini, il pallone è sul lato destro, Capitan Maiocco, chiuso da Nobile che recupera, e trovo che sia buono questo recupero di Vittorio Nobile, generosissimo, si accusa del fallo, se ne dispiace, ma comunque è stato un'ottima azione difensiva di un generoso Vittorio Nobile. Sì, Dario. anche in questo caso c'è stata una chiamata da coach Ciocca dalla panchina, mi pare blu, quando palla in post basso scatta un raddoppio con rotazioni e appunto preservare l'area. Infatti Cazzaniga è stato costretto a un incredibile scarico nell'arco dei 3 punti e questo ha determinato appunto una riapertura della difesa e quindi ha un vantaggio nell'attacco avversario. 1 su 2 per Cazzaniga, 45 secondi al termine, 19 perché attacca, 13 per chi difende. Nobile per il neoentrato Baruzza, autore della bomba che aveva portato al massimo vantaggio sul più 8. Arriva un fischio arbitrale perché i 24 non sono stati fatti partire. L'arbitro Gallo se ne accorge e giustamente ora fanno sistemare il cronometro dei 24. Ricordiamo anche la terna degli ufficiali di campo: Davide Colladel, Francesco Trevisan e Lorenzo Gant. Viene riportato Chissà a... qual era i 24 secondi. Lo so, ma non lo dico, ci sono le immagini a testimoniarlo. A 14 secondi al termine. Non voglio inimicarmi nessuno dei miei amici ufficiali di campo. Battute a parte, poco meno di 34 secondi al termine. 19 Friuladre PN, 13 Naiz Legnano Castellanza, 10 per andare al tiro. Lo fa Baruzza di nuovo dalla parte opposta. E arriva la tripla di Matteo Baruzza, più 9 Friuladria Pordenone. Zona 3-2 per Pordenone, 8 secondi per andare al tiro. Vediamo se questo cambio improvviso di Pordenone di difesa rende. Invece bravissimo il numero 16 Dario Borroni a far saltare il proprio difensore e a 1 secondo dal termine del quarto realizzare il 22-15. Dario, in 20 secondi un sunto di questo primo quarto. Ma mi pare un ottimo inizio dal punto di vista della concentrazione. Questo ha prodotto una grande difesa preparata
con tutti i giocatori concentrati sul quello che era il piano partita difensivo. Questo ha determinato anche poi ottime scelte in attacco, con buona distribuzione della pericolosità, un ottimo Varuzza che in fiducia ha messo 2 bombe molto importanti. Tutti i giocatori si stanno rendendo pericolosi. Pani ha avuto anche in questo primo quarto qualche minuto di riposo, direi meglio di così non poteva andare. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare. Cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Pronti a ripartire per il secondo quarto, dal 22-15, per una Friulana del Pordenone che sta affrontando con il massimo impegno e determinazione la capolista del girone B, Knights Legnano Castellanza. Pordenone che schiera in campo Varuzza, Nobile, Davide Zambon, Ferrari e Mattia Galli. 6 secondi per andare al tiro, ottima la circolazione di palla, Nobile con qualche difficoltà, Ferrari deve andare al tiro, lo fa e non trova il canestro. Ottimo Zambon a rimbalzo, ma sono troppi i giocatori in maglia nera intorno a lui. Knights che con Penserini, Riccardo Tavernelli, scusate, mette il turbo, cambio di velocità incredibile, a firmare il -5 per la squadra di Mattia Ferrari. Ottima azione sull'asse Ferrari e Nobile. Sì, grande backdoor di Nobile, ben servito. Nobile ormai ha già 6 punti, si sta rendendo molto pericoloso, ma il giocatore più pericoloso in questo momento della squadra avversaria è Cazzaniga, ben servito in questo momento ed un facile canestro da sotto data la sua statura. Zambon, mi stavo appuntando Dario, l'azione appena conclusa, una delle più belle finora a mio avviso, e credo che sia giusta la chiamata di De Biase, perché Varuzza ha tentato di ributtargli il pallone addosso all'avversario, ma era già oltre la linea di fondo campo. 24-19 per la squadra di Ciocca, finora priva del capitano in panchina, alle prese con qualche problema fisico. Passo d'incrocio e penetrazione, ora sì, di Giovanni Penserini, autore di 4 punti
Mattia Ferrari, Dario, coach di Legnano, che evidentemente tra il primo e il secondo quarto ha toccato le corde giuste per dei suoi giocatori, che forse non si aspettavano una partenza così forte da parte della penultima in classifica. Sì, ottima ottimo. Anche questa azione da parte di Zambon. Prendi appunti Simone, prendi appunti. Ottimo questo gioco a due tra i nostri due lunghi. Ottima anche, prendi appunti Simone, questa stoppata del grande Zamba su sua parietà Cazzaniga. Devo dire che gli ha preso molto bene il tempo e gli ha detto no grazie, qui non si passa. Grande stoppata. Vediamo se recuperiamo questa palla. Intanto Dario, esce Nobile, un ottimo Nobile per Giulio Colamarino, e arrivano 2 punti di nuovo di Tavernelli. E partita che si fa molto interessante. 26 per la Friulana PN, 23 per il Knights Legnano di Castellanza. Arriva un fallo in attacco, a mio avviso corretta la chiamata. Difensore era fuori dalla zona del no sfondamento e Galli non è riuscito a evitare il contatto. Knights di Legnano seguitissimi, Dario, anche sulla pagina della società su Facebook, oltre che essere seguiti da una radio privata, società molto organizzata. Abbiamo dato un'occhiata anche al sito prima. Sì, direi grande partecipazione anche dal punto di vista del settore giovanile. Sì. Tra l'altro ricordo anch'io, mi pare l'anno scorso quando allenavo gli Under 15, che l'Under 15 del Legnano fosse una ottima squadra, quasi anche meglio di Armani Jeans, veramente sono una grande società. Primo fallo di Giulio Colamarino sulla penetrazione di Penserini. Borroni cambia di lato per lo stesso Penserini, vediamo Cazzaniga che si spazia, si riceve in post basso, ottimo a leggere la spaziatura lasciata dal suo lungo Penserini, e ottimo il passaggio di Ferrari, non altrettanto la conclusione di Galli e il tap-in di Zambon. Comunque extra possesso per Pordenone, chiude la linea di fondo, forse passi per Galli, arriva invece l'ottimo passaggio di Galli per Davide Zambon, difesa uomo sempre per Pordenone. Se c'è un'ottima caratteristica del nostro Davide Galli è proprio quell'abilità nel passaggio. Ce l'aveva Davide, ma in questo caso è sempre Mattia, Dario. Sì, hai ragione, mi confondo con i due fratelli. Meno male che non chiamo Jacopo, vabbè che molto probabilmente mi ringrazierebbe anche scambiarlo per un suo figlio. Fallo di Cazzaniga per lui, secondo fallo personale. Vediamo la scelta ora di coach Mattia Ferrari sul punteggio di 28-23. 6 minuti e 23 al termine del secondo quarto. Squadra sicuramente molto organizzata. C'è ora Ferrari che chiede all'ufficiale di campo qualche comunicazione con la panchina casalinga. Qui non riesco a capire il significato. Poco male, si riparte. 6:20 al termine, sempre più 5 per Varuzza e soci. Difesa zona 1-3-1 per i Knights di Legnano, che viene battuta molto bene. Passaggio di Zambon sul taglio di... Sì, palla bassa e taglio del post alto è uno dei modi molto efficaci per riuscire a battere una zona 1-3-1. Capitan Maiocco che realizza e subisce il fallo di Ferrari. 30-25 credo il punteggio. Secondo fallo, vale il canestro del numero 9 Federico Maiocco, che avrà in lunetta. È il momento del capitano Andrea Muner al posto di Ferrari, che credo abbia raggiunto 2 falli personali, e ritorna in campo Panni per un ottimo Mattia Galli. In lunetta per il tiro libero supplementare Federico Maiocco. Azione da 3 punti per il capitano ospite. 5:52 all'intervallo, 30 Pordenone, 26
Muner, che aveva già superato il capitano. Arriva comunque il fischio di De Biase. Primo fallo per il capitan Baiocco. Pordenone in campo con Colamarino, Zambon, Panni che riceve ora, Varuzza e Muner. Zambon punta Cazzaniga, rinuncia al tiro, scarica su Colamarino, sfrutta il blocco, palla in angolo, morbidissimo il passaggio, 5 per andare a tirare, lo fa Panni da lunghissimo, non trova la tripla. Ottimo Colamarino a regalare l'extra possesso alla squadra pordenonese. Ritorna a uomo Legnano. Varuzza costringe al fallo il numero 6, terzo fallo personale per Cazzaniga. Pessima notizia per Mattia Ferrari, che rimanda in campo Arrigoni. Rimessa da fondo campo, se ne occupa Varuzza. Palla ad Alessandro Panni, sporca il passaggio ma finisce fuori campo Baiocco. Siamo arrivati a metà del secondo quarto. 30-26 per la squadra in divisa bianca, doppio blocco per la rimessa per consentire un ricciolo e un'uscita poi sul doppio blocco. Riceve Varuzza, pregevole il passaggio di Varuzza a Davide Zambon. Arriva il fallo fischiato alla difesa. Se non ho visto male il numero 7 Penserini. Vediamo ora se viene sostituito proprio Penserini, infatti è lui. Entra in campo il numero 5 Alberto Navarini, play di 1,75 m, classe 1996. Intanto sostituito Giovanni Penserini con il numero 5 Alberto Navarini. Sbaglia il primo tiro libero Zambon. Un po' troppi, Dario, i tiri liberi sbagliati da Pordenone in questi primi due quarti. Peccato, perché ci mancano questi punti qua. 0 su 2 per Zambon, 5 minuti esatti al termine in questo momento del secondo quarto. 30-26, Baiocco dai 6,75, corto il suo tiro, taglia fuori di Colamarino. Varuzza a gestire l'attacco pordenonese, su di lui Tavernelli, palla a Colamarino, sempre difesa un uomo per Milano. Colamarino fa saltare Baiocco, scarica per Varuzza, terza tripla di Matteo Varuzza, 33-26, 9 punti finora, tutti dalla lunga distanza per il play Varuzza. E palla recuperata dallo stesso Varuzza, che riesce in qualche modo a tenerla in campo. Arriva fallo fischiato dall'arbitro Gallo. Io non stavo guardando in quella parte di campo. Matteo ha raccolto il pallone, ha fatto un passaggio in salto e sulla ricaduta è andato a sbattere, a franare contro il difensore. Palla per Nice Milano, la gestisce il 96 Navarini. Palla per Borroni, su di lui Panni, esce Tavernelli, Maiocco, Navarini, di nuovo Maiocco, su di lui Colamarino, braccio largo di Colamarino che fisicamente trova più di qualche difficoltà a contenere Maiocco. Ala di 2 metri, classe 1983. Il Lunetta è il capitano della squadra lombarda,
a segnare il 27° punto. Quattro punti personali per il capitano Maiocco, punteggio 33, Pordenone 28 per la capolista Knights Legnano. Varuzza, su di lui Borroni, Panni fronteggiato da Penserini, sbaglia Panni, Penserini a gestire l'attacco dei Knights di Legnano, a scaricare per l'arresto e il tiro di Arrigoni. Panni che cattura un importante rimbalzo, liberissimo Colamarino dall'angolo, e una sentenza per Giulio Colamarino. Speriamo per Pordenone che Giulio Colamarino trovi fiducia e si sblocchi dopo questo tiro da 3 punti. Dario, piedi per terra con un po' di spazio libero, Giulio la mette. 36-28, nuovo massimo vantaggio per Pordenone. Vediamo Varuzza se segna la quarta bomba, non è così. 36-28, erano già 8 i punti di massimo vantaggio per Pordenone. Ottimo finora l'atteggiamento della squadra di Cesare Ciocca nei confronti dei Knights di Legnano. 7 secondi per andare al tiro, arriva fino in fondo ma non trova la via del canestro. Tavernelli, strappo, rimbalzo Muner, e arriva il terzo fallo di Varuzza. Personalmente, al di là della giustezza o meno del fischio, che poco mi interessa, situazioni di 3 contro 1 che probabilmente andava gestita in maniera diversa. Come direbbe Dan Peterson, playmaker si deve arrestare prima di linea di tiro libero. Bene. E così doveva fare Matteo, perché aveva alla sua sinistra Giulio Colamarino che aveva già frenato per un tiro da 3 punti, e qui sulla sua destra aveva un altro compagno. Doveva frenare, arrestarsi e scegliere un tiro, un passaggio. Occasione persa per allungare, coach time out chiamato da coach Ciocca. Diamo un'occhiata alle statistiche per Mattia Galli: 4 i punti a segno, 6 quelli per Nobile, Panni a quota 2, mentre 5 sono i punti segnati da Zambon e 7 quelli di Michele Ferrari. 9 per Matteo Varuzza, autore di 3 triple su 4 tentate, e 3 i punti di Colamarino. Rientrano le squadre in campo, mentre per i Knights di Legnano 6 per Roberto Cazzaniga, 5 per Tavernelli, 3 per Milani, 1 per... no scusate, ho sbagliato la colonna, giustamente mi segnala Dario. 8 i punti per Cazzaniga, 4 per Penserini, 6 per Tavernelli, 3 per Milani, 5 per Maiocco e 2 per Borroni. Grazie Dario. 36-28, Friuladra PN, 2 minuti e 22 al termine. Colamarino in difesa sul Baby Navarini, sale e riceve Borroni, taglia e riceve sul lato destro il numero 8 Tavernelli. Maiocco, penetrazione centrale, un po' leggera il suo sottomano. Colamarino già dall'altra parte, fuori per Panni, liberissimo, che si prende il tiro, non va. Zambon è da solo contro 3 di Milano. Contatto sospetto tra il capitano e Panni. Maiocco, passo in crocio, non va. Zambon, che bravissimo, riesce a tenere il pallone in campo, e già dall'altra parte Varuzza accelera, palla appoggiata a tabellone, e arriva il più 10, massimo vantaggio ora per Pordenone. Molto molto concentrata la difesa PN, molto duttile, cambi difensivi sulle uscite e trasformazione in 2-3. Bravo ora Tavernelli, quindi annulla tutti i giochi a 2. Bravo ora Tavernelli a prendere quel centesimo di vantaggio su Muner. 60 secondi all'intervallo. Panni, esitazione con la mano sinistra, scarica fuori per Varuzza, era liberissimo, rinuncia al tiro, lo fa ora Giulio Colamarino da oltre l'arco, e arriva la tripla di Giulio Colamarino.
44 secondi al termine, nuovo massimo vantaggio Friuli-Adria Pordenone, 41-30. Tripla di Borroni, non solo rimbalzi per Borroni, arriva una tripla che taglia un po' le gambe, l'entusiasmo, esatto, che si stava respirando qui al forum per l'ottimo inizio da parte dei ragazzi di Ciocca. 7 secondi per andare al tiro, Varuzza costretto a passarla a Muner, piede sulla riga, erano buoni anche 2. 3 secondi per andare al tiro, arriva fino in fondo e per fortuna di Pordenone e grazie alla difesa 41-33 per la Friuli-Adria, appuntamento per i secondi 20 minuti. La qualità della miscela, le lavorazioni tradizionali, l'amore per il caffè, le conoscenze tecniche di una famiglia che ha radici nel passato. Nasce nel 1968 un'azienda di torrefazione che vi dà oggi la qualità di sempre. Demar Caffè, dal 1968. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti, di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e Video Style mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Si riparte dal 41-33 per la Friuli-Adria, PN autrice di un'ottima prima parte di gara. 6 su 11 dai 3 punti per la squadra di Ciocca, che intanto subisce i primi 2 punti del terzo periodo da parte del numero 14 Tommaso Milani. Pordenone che ha un'ottima percentuale di realizzazione anche dal campo, 14 su 26 da 2, mentre non così bene dalla linea di tiro libero, 7 su 13, poco più del 50%, e con 5 palle perse di squadra. E già dall'altra parte Panni, Ferrari in post basso, vediamo se sfrutta il mismatch, Cazzanigola aiuta e Zambon purtroppo sbaglia quello che poteva sembrare un rigore da qui. Un facile tap-in, però ha sempre delle difficoltà, è un tiro sempre in volo e quindi... Equilibrio precario. Sì. Sì. Ottima la palla ora per Cazzaniga da parte del numero 8 Tavernelli, ottimo questo gioco a 2. Cazzaniga in questo momento è il miglior marcatore degli ospiti con 10 punti.
Dall'altra parte abbiamo un Varuzza strepitoso. E un autore di Panni, 11 Dario, scusa, che ora segna un canestro di grande importanza anche psicologica per la propria squadra. E anche per lui. E anche per lui. Autore Abbiamo- finora, Dario, Panni. Di 4 punti, Di quindi 4 abbiamo punti. bisogno anche di lui in attacco. Arriva il fallo ora a carico di Michele Ferrari. Vediamo se si tratta del terzo fallo, infatti mi ricordavo bene, 3 falli per Michele Ferrari, come 3 sono quelli a carico di Cazzaniga. Chissà se Ciocca, Dario, può aver chiesto a Zambon di puntarlo per fargli commettere il quarto fallo. Sì, potrebbe essere un'idea quella di farlo partire lontano, però Cazzaniga ha esperienza, quindi non sarà facile fargli fare il quarto fallo. Però potrebbe essere un'arma tattica molto importante. Pordenone in campo con Alessandro Panni, ora in controllo di palla Zambon che blocca per il play veronese. Ferrari, ottima la palla sotto Zambon, 6 punti per andare a tirare. Panni da oltre 8 metri, corto il suo tiro, un po' forzato. Forse Zamba dovrebbe un attimino provarci a giocare contro Cazzaniga. Arriva l'arresto e tiro di Tavernelli. Sì, 6-0 di parziale per Legnano. Arriva la violazione di passi in partenza e giustamente arriva il time out di Cesare Cece Ciocca. Partenza sprint dei Knights di Legnano. Mentre il PN non è partito come era partito nel primo quarto. Assolutamente sì. Approfittiamo di questo time out innanzitutto per salutare Deborah Vicenzotti, trovata all'intervallo e che mi ha raccontato dell'importante vittoria della Delser Udine di A2 femminile in quel di Selargius. Quindi complimenti a Deborah e alle sue compagne. Diamo un'occhiata alle partite che si stanno giocando in questo momento. San Giorgio su Legnano ospita la De Longhi Treviso di coach Biedov. Gagauzzi Nuovi contro Costa Volpino, l'ex squadra di Ciocca, e la GSA Udine che ospita il basket Montichiari. Si ritorna in campo, 43 per Friuladria PN, 41 per la squadra di coach Mattia Ferrari. Tavernelli sotto per Cazzaniga, giro dorsale, palla appoggiata a canestro. Semigancio, mano destra, appoggio dolce al tabellone, più 2. 2,7 m di Cazzaniga e tanta esperienza, oltre ad avere dei polpastrelli incredibili. Bellissimo questo canestro secondo me di Cazzaniga. Molto tecnico. 43 pari. Rientra in partita immediatamente la squadra di coach Ferrari. Corto il tiro di Michele Ferrari. Dario, ti ricordi il punteggio con cui si era conclusa il primo tempo? No, Simone. Bene, 43 pari, viva la sincerità. Panni, 2 punti. Smuove il tabellone a favore di Pordenone per il più 2, 45-43. Penserini, ottimo il passaggio no look, non sfruttato per fortuna della Friuladria da parte del suo compagno di squadra. Zona da parte di uomo comunque adattata per la squadra lombarda. Fuori il tiro da parte della squadra di coach Ciocca. Fasi di gioco non chiarissime, palla a Cazzaniga, mano sinistra questa volta. Altri 2 punti per Roberto Cazzaniga. Un manuale di movimenti del post basso. 45 pari. Zambon lontanissimo da canestro, Panni franco bollato da Tavernelli. Attacca Zambo, attacca, palla per Ferrari, non riesce ad arrivare Pordenone sotto canestro, lo fa Panni, dai, 3 punti, non arriva
il canestro, ma arriva Mattia Galli. Dimenticato nel tagliafuori, Mattia vede la traiettoria della palla, si infila, prende rimbalzo, segna con fallo. Arriva un cambio ora, Cesare Ciocca richiama in panchina Zambone e manda nella mischia Diego Nata. Sì, abbiamo bisogno di freschezza, e anche dare respiro ai due lunghi. E anche forse di un po' di coraggio, non che Zambo non ce l'abbia, ma il coraggio della gioventù, sì. no? Un po' il coraggio dell'incoscienza che forse può portare Pordenone a rimettere un maggiore distacco rispetto ai più 3 punti che ora ha. E subito mi zittisce Giovanni Penserini, e ogni volta che succede una cosa del genere, mi viene sempre da dire meglio aspettare con i commenti, ma altrimenti sarebbe fin troppo facile. Dario, 48 pari, 4 minuti e 40 al termine. Nobile batte il proprio uomo, non Cazzaniga, palla di nuovo per Panni, scarica per Ferrari, 2 secondi per andare al tiro, lo fa Ferrari, sotto mano, non va, ma tocca il ferro. Bravo Nata. Extra possesso, e Alessandro Panni è lì per fare questo. Alessandro Panni batte il proprio uomo grazie al blocco di Nata, rinuncia alla tripla Ferrari, palla di nuovo fuori sui piedi, bruttissimo il passaggio di Ferrari per Vittorio Nobile, che è obbligato a sprecare un proprio fallo personale. Stiamo rinunciando a dei tiri aperti, forse perché non abbiamo proprio i tiratori nel momento più opportuno liberi a tirare. Entra Borroni al posto di Penserini, e anche pronto sul tavolo dei cambi, sulla sedia dei cambi, Matteo Varuzza. Ora Matteo va a sostituire un ottimo Nobile, speriamo che Matteo possa rientrare con la stessa determinazione, la stessa efficacia con cui è entrato nel primo quarto. Vediamo questa azione difensiva molto importante sul 48 pari. Ottimo passaggio lob di Cazzaniga per l'onnipresente Marco Arrigoni, questa ala centra di 1,98 del 91, uomo tutto fare che mi ricorda un po' il Barzi di molti anni fa. Bravo Simone, è vero, il grande Roberto Barzi, 1,92 m, ma grande rimbalzista, grande giocatore altruista. Assolutamente sì. Ed era il posto di blocco preferito per un tiratore come Stefano Di Pampro. Esatto. Rientra in campo il capitano Muner al posto di Michele Ferrari. Palla che danza sul ferro e che entra. Ahimè. Primo libero a segno per Arrigoni, 2 su 2 per lui, e più 2 ora per Naiz Legnano. Nata, Cazzaniga fermo in mezzo all'area, non si preoccupa della pericolosità di Nata dai 6,75, e arriva il fallo da parte di Tommaso Milani, che secondo me stava difendendo bene, ma ha abbassato le mani. Sì. Era chiuso, per fortuna nostra, ha abbassato le mani, era proprio chiuso Diego Nata. Molto bravo Nata a mantenere la posizione, a stare basso sulle gambe, e quindi ha potuto difendersi anche dai contatti, ed è stato credibile nei confronti dell'arbitro. Nata Dario, che ricordiamo gioca in doppio tesseramento con Codroipo, che ieri sera si è imposta in quel di Rorai Grande. Tiro che non voglio nemmeno descrivere, il primo di Nata, il secondo per fortuna tocca il ferro ma non va dentro. 3 minuti e 38 al termine. Ecco il press, caro, l'hai chiamata, palla recuperata. Grande capitano, grande Mungi, grande capitano Mattia Galli, scusate. Muner, corto il tiro del capitano, e già dall'altra parte Tommaso Milani che realizza e subisce fallo.
una delle azioni, Dario, credo peggiori per l'allenatore della squadra che subisce questo canestro, coast to coast, tutto il campo, 28 metri fatti senza che un difensore gli impedisca almeno l'arrivo in area. Erano tutti preoccupati, il primo Mungi, sul pessimo tiro che avevano eseguito, e quindi questo non li ha portati a essere pronti e efficaci contro la transizione invece di Legnano. Sbaglia il tiro libero supplementare Milani, 52 per la sua squadra, 48 per Pordenone, che ora è in attacco con Alessandro Panni, su di lui Tavernelli. Galli, morbido il suo passaggio. È cambiata la difesa Legnano. E per fortuna il no look di Tavernelli è mal calibrato per il capitano Maiocco, nel frattempo è entrato al posto di Arrigoni. E coach Mattia Ferrari pronto a rimandare in campo il 96 Alberto Navarini, forse per dare qualche secondo di riposo a Tavernelli. Arriva il fischio ora dell'arbitro Gallo e arriva infatti il cambio. Entra in campo Navarini al posto di Riccardo Tavernelli, chiamato in campo da parte di coach Ferrari a prendere qualche istante di respiro. Varuzza per Alessandro Panni, lato destro dell'attacco, su di lui il neoentrato, cerca il contatto, Panni non trova la bomba. È ottimo questo fischio di De Biase, che da arbitro guida vede le due mani del neoentrato Navarini spingere Galli, che aveva fatto un ottimo tagliafuori in attacco. Dario, 52-48 per Knights e Legnano, 24 secondi a disposizione per Panni & Company. 2 punti per Alessandro Panni, fondamentale questo giocatore nell'economia del gioco pordenonese. Dario. Sì, in questo momento Alessandro sta proprio tenendo la squadra e si sta prendendo delle responsabilità in attacco. Ora deve reggere la squadra, ma Legnano sta dimostrando effettivamente il valore in campo. Non è prima a caso, ovviamente. Esatto. Palla fuori, buona ottima la circolazione di palla in post basso per Renata. Su Diego, forza, incrocio, 2 punti con grande coraggio e un sospetto movimento del piede perno. Sì, ho visto il braccio dell'arbitro quasi partire, ma poi si è trattenuto dal fischiare. Forse gli è piaciuto l'eleganza con cui Nata si è elevato per fare questo canestro. Mettiamola così, Cazzaniga punta lo stesso Nata. Grande esperienza di Cazzaniga, velocità incredibile, 2,07 m di sensibilità, di tecnica, e per lui sono 18 i punti finora assegnati, quasi 23 minuti in campo. Azione da 3 punti di Cazzaniga, miglior marcatore della squadra lombarda. Rientra in campo Giulio Colamarino al posto di Galli. 1 minuto e 24 al termine del terzo quarto. Più 5 Knights Milano, credo massimo vantaggio per la squadra ospite. Dario. Sì, Simone. Nata per Alessandro Panni. Si spazia, non trova neanche il ferro. Navarini. Cambia lato per Milani. Si arresta da dentro l'arco dei 6,75. Non capisco perché si arrabbi con Navarini, gli aveva passato il pallone. Forse un po' di sfogo sul più giovane, vero Dario? Sì. Colamarino, forse fallo, 2 punti per Giulio Colamarino. Come sono importanti i punti di Alessandro Panni, altrettanto quelli di Giulio Colamarino, ma ovviamente benvengano quelli anche degli altri componenti. Ma voglio dire, Dario, un tiratore come Colamarino, fondamentali i suoi punti nell'economia del gioco, senza dubbio, della squadra di Ciocca. Ora Varuzza, su di lui Penserini, frena un po' la rallenta il gioco.
10 secondi per andare a canestro, giustamente giocheranno fino all'ultimo secondo, speriamo in un canestro da parte di Muner e compagni. Si prende il tiro con la Marino da 2 punti e vediamo se Varuzza la mette dentro! E Gallo, arbitro Coda, convalida giustamente. E 57 Knights Legnano Castellanza, 56 Friuladria Pordenone. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, a Percoto. Il centro sportivo comunale Bruno De Marchi a Villanova di Pordenone è la casa dello sport. Qui cresce il Pordenone calcio del futuro. Le giovanili del sodalizio nero-verde si allenano e disputano le partite ufficiali, potendo contare su 3 campi regolamentari. Qui i baby talenti nero-verdi sono seguiti passo passo, accompagnati al centro con i pulmini. Pranzano nella mensa interna, una mensa da Serie A, e partecipano a laboratori di doposcuola, prima di cominciare le sedute con i mister. Qui si allenano la Graffi Studio Pordenone, i club della Serie A femminile, oltre a numerose squadre di calcio a 5 grazie alla disponibilità delle palestre. Qui ha il suo quartier generale, la sezione AIA di Pordenone. Qui nascono nuove ballerine, alla scuola di danza interna al Pordenone Calcio. Si prova al De Marchi, per poi esibirsi a teatro. Qui puoi incontrare i grandi personaggi dello sport. Nel 2013 hanno tenuto lezione ai nostri allenatori professionisti come Di Carlo, Turci e Rossitto. Qui ha fatto visita ai nostri ragazzi Daniele Molmenti, medaglia d'oro olimpica a Londra 2012. Un'ottima occasione per i ragazzini e soprattutto per le famiglie. Qui non si va mai in vacanza. Terminata la stagione agonistica, il centro è invaso dai bambini del PN Junior Camp, promosso dal Sistema Calcio Giovani Pordenone. Istruttori qualificati, strutture di eccellenza e tanto divertimento. Qui aspettano te. Capitan Muner a rimettere il pallone in campo per questi ultimi 10 minuti di una vincente gara tra la Friuladria PN Pordenone e i Knights Legnano Castellanza. Primi 2 quarti di marca pordenonese. Dopo l'intervallo, squadra di coach Mattia Ferrari recupera lo svantaggio e rientra in partita. Extra possesso con la Marino, non va, lotta a rimbalzo, bravo Varuzza ad anticipare la difesa di Milano. Fallo in attacco, fischiato a Muner. Primo fallo personale per il capitano pordenonese. Qui con me sempre Dario Starnoni. Dario, al termine di questa azione ti passerò la linea per darci qualche ragguaglio relativo proprio alle statistiche. Sì, abbiamo Cazzaniga della squadra ospite con 19 punti, 8 su 13 da 2. Poi abbiamo Tavernelli con 10 punti, un 5 su 12 da 2 punti. Milani 9 punti, 3 su 9. Dall'altra sponda... Milani, scusami Dario se ti interrompo. Quarto fallo per Milani. Dall'altra sponda PN, abbiamo un Varuzza con 13 punti, 5 su 7 da 2 e 3 su 4 oltre all'arco dei 3 punti, e Panni con 8 punti. 10 con questo arresto nel cuore dell'area. Sì, Panni ha un 0 su 5 da 3, un 5 su 12 da 2. Cazzaniga, post basso.
Arriva fallo fischiato alla difesa da parte di Diego Nata. Grande esperienza di Cazzaniga in questo contatto. Richiamato in panchina Milani, gravato di 4 falli. Rientra il numero 16 Dario Borroni. Tavernelli, Cazzaniga, Tavernelli, 5 secondi per andare al tiro. Penserini, palla sotto le gambe, tiro oltre 24 secondi a mio avviso, poco male per Pordenone. Ottima difesa di Giulio Colamarino, direi. Perché non arriva il canestro da parte di Milano, di Legnano, scusate. 10 secondi per andare al tiro, lo fa Panni dal 6,75, non va. Cazzaniga continua la baruffa con il canestro di Alessandro. Dalla lunga distanza, sì. Michele Ferrari pronto a fare ritorno in campo. Buona la circolazione di palla della squadra lombarda. E arrivano 2 punti da parte di Riccardo Tavernelli, arrivato a quota 12 con 6 su 13 dal campo. 59 Knights Legnano, 58 Friuladria Pordenone. Pronta a rimandare in campo Vittorio Nobile. Arriva il fallo fischiato a Giovanni Penserini. Cambio in casa PN, fuori Muner e Panni e dentro Michele Ferrari e Vittorio Nobile. Quarto fallo anche per Penserini. Situazione falli non proprio facilissima per Knights di Legnano. Speriamo ovviamente per i colori pordenonesi che questa situazione venga sfruttata al meglio. Varuzza con un'autostrada. Riporta il Pordenone con il naso in avanti, 60-59 ora per la squadra di coach Ciocca. Ottima la difesa di Diego Nata sulla penetrazione di Federico Maiocco. Varuzza per Colamarino, sale Nata, ribalta il lato, Varuzza incrocia, arresta, tira, 2 punti. Matteo Varuzza on fire. 7 su 9 al campo da 2 punti, 15 i punti totali, 17 con il canestro appena realizzato. Tavernelli sbaglia dai 3 punti, lotta a rimbalzo, Cazzaniga non ce la fa. Arriva il cambio per Knights Legnano, Marco Maria Arrigoni con il numero 12 a sostituire Cazzaniga. Dario, speriamo che Pordenone continui con questa intensità. Ora rientra in campo Zambon, anche perché Pordenone ha 2 punti in classifica, ha assolutamente bisogno di altri 2 punti, ma ha assolutamente bisogno, secondo me, proprio di, come dire, di una vittoria proprio che gli dia ossigeno e anche fiducia nei propri mezzi, perché finora sta giocando veramente bene. Ottimo l'impatto di Nata, devo dire, ha sostituito egregiamente Zambon e adesso Zamba entra con 6 minuti, riposo sulle gambe, eccolo qui. Abbiamo approfittato dell'uscita di Cazzaniga per attaccare l'area con Michele Ferrari e sono arrivati 2 punti preziosissimi. Ora grande rumore qui al forum per fallo fischiato da uno dei 2 aranci, esattamente a Vittorio Nobile, che è il 4º fallo, ma coach Ciocca non si preoccupa, giustamente lo lascia nel campo. Riparte con 14 secondi sul cronometro l'attacco lombardo. Distratta un attimo la difesa adesso sul lato debole. Avevo visto qualche movimento sospetto sull'arresto del capitano lombardo. Quinto fallo di Michele Ferrari. Quinto fallo di Ferrari. Brutta notizia. Rientra in campo Mattia Galli. Più 5 Friuladria PN.
che ha già esaurito il bonus, mentre sono soltanto 2 i falli di squadra per Knights Legnano di coach Ferrari. Sbaglia il primo tiro libero Capitan Maiocco. 0-2 per lui. Rimbalzo di Galli, Vittorio Nobile. Zambon per Galli. Panchina che richiede difesa di gambe per evitare i falli. Capitan Maiocco è già dall'altra parte, vola per terra Varuzza, sale a bloccare Arrigoni, palla sul lato sinistro per Tavernelli, non va la tripla, bravissimo Giulio Colamarino ad evitare che il tiratore, che in genere gli allenatori insegnano a essere il miglior rimbalzista nel caso in cui segui il proprio tiro. Vittorio Nobile si spazia, arresto da 2 punti, non va, quasi mezzo pasticcio tra i 2 giocatori lombardi. Forse adesso penserei a Panni. Mandiamogli un assist a coach Ciocca. 64-59 per Colamarino e soci. Arriva il fischio dell'arbitro De Biase di Udine, che ha colto il movimento illegale sull'arresto e tiro. Cinque minuti al termine, siamo arrivati a metà quarto. Ricordiamo arbitri dell'incontro Stefano Gallo e Stefano De Biase. Si riparte dopo aver asciugato il parquet. Gallo di Monselice, De Biase di Udine. Varuzza chiude il palleggio per servire Colamarino. Blocco di Zambon, cambio in difesa. Chiaro il fallo di Milani in questo cambio difensivo, giustamente Varuzza ha puntato il canestro. Bravo Giulio ad arretrare in palleggio, richiamare il difensore a giocargli contro. Colamarino che si occupa della rimessa, 14 secondi per andare al tiro. 3 falli di squadra per Legnano. Nobile difende molto bene col corpo il pallone. Arriva il cambio, rimanda in campo uno dei suoi giocatori migliori, Penserini, per Borroni. 7 i secondi, scusa Dario, per andare al tiro. Sale, riceve Varuzza, punta il capitano. Giusto fallo in attacco a mio avviso, fischiato da Varuzza, che voleva andare dove non c'era più posto. E molto bravo, devo dire, capitano Maiocco, che con una rapidità pazzesca di gambe si è arretrato e ha messo il contro petto. spalla dell'attaccante. Ottima difesa. 64-59 per chi difende. 4 minuti e 25 al termine dell'incontro. Tavernelli, Milani, palla per Maiocco, di nuovo palla per Tavernelli, giocano in un fazzoletto in 1 metro quadrato. Secondo extra possesso per Legnano, che sbaglia il tiro ma prende il rimbalzo. Pordenone un attimo come imbalsamata in queste 2 fasi, in fase difensiva. Circolazione di palla e arriva il fallo per Varuzza. 2 tiri liberi a causa del bonus. Sembravano un po', come dire, congelati i giocatori pordenonesi sulle ultime 2 azioni. Nel momento più importante della difesa, quando hai costretto la squadra avversaria ad un tiro difficile, lì devi essere pronto a prendere il rimbalzo. Comunque Dario, 64-59, lunghissima ancora la partita, mancano 4 minuti. Pronto Alessandro Panni ora a rientrare in campo e pronto dall'altra parte anche Cazzaniga a fare il suo ingresso in campo. Esce Colamarino per Panni.
rientra Cazzaniga al posto di Arrigoni. E ora Per Pordenone in campo ora Zambon, Varuzza, Panni, Vittorio Nobile e Galli. Per Legnano, Penserini, Milani, Cazzaniga, Tavernelli e Maiocco. Errore al tiro da parte di Pordenone, più 4 ora, 64-60. Ancora un fallo da spendere per la squadra ospite prima di raggiungere il bonus. Attacco per linee esterne, palla dietro la schiena, mamma mia! E per fortuna di Pordenone, Tommaso Milani non realizza. Grande azione personale questa da parte dell'esterno lombardo. Punta a destra, palla dietro la schiena, cambio di direzione e cambio di velocità. Primo tiro libero a segno per Tommaso Milani. 2 su 2. Impietosi. 2 su 2 dell'88 in forza alla squadra lombarda. Alessandro Panni in uno dei suoi canestri tipici, Dario, 66 pick and roll, arresto e tiro. a 62. Penserini esce e riceve Tommaso Milani, palla in post basso, Pordenone che deve schiacciarsi per evitare il canestro di Cazzaniga, che comunque ripassa a Penserini, nasconde la palla, ottima chiusura, collaborazione tra Nobile e i compagni di squadra. 2 minuti e 42 al termine, 66 Friuladre PN, 62 Knights Legnano Castellanza. Galli si prende la tripla e la mette in un momento importantissimo, fa esplodere il forum per il più 7 per la squadra allenata da coach Cesare Ciocca. Tutti in piedi qui al forum. Entusiasmo da gestire, mancano 2 minuti e 33 secondi. Non voglio fare il pompiere, Dario, ma contro una squadra di tale esperienza, abituata a giocare finali importanti, voglio dire, bisogna mantenere la calma, non per la mancanza di fiducia, anzi, nei confronti dei ragazzi di Ciocca, ma perché bisogna giocare concentrati fino all'ultimo secondo. E tu, Dario, credo che questo lo insegni ai tuoi ragazzi e capisci perfettamente quello che voglio dire. Capisco, sono reduce anch'io stamattina da una partita in cui abbiamo vinto di 1 punto, per cui capisco quello che tu vuoi dire. Riparte la gara, 2 minuti e 30 con Knights Legnano in attacco, 10 secondi per andare al tiro, penetrazione ai 2 punti da parte del capitano. Ora stiamo giocando con 4 esterni e solo Zambon interno. Alessandro Panni gioco a 2 con Zambon, evita Cazzaniga, lo fa molto bene, sfortunatissimo il tiro di Panni, bravissimo Zambon. Attorno a 5 neri esce con la palla, grande Zambon. Bravissimo Zambon a regalare questo extra possesso in un momento delicatissimo dell'incontro. Fa saltare Nobile il difensore, di nuovo extra possesso di Davide Zambon, 2 rimbalzi di Zambon che valgono quasi come 2 triple in questo istante. Veramente 1 minuto e 20 al termine dell'incontro. Varuzza, palla sotto per Zambon. Arriva un intervento dell'arbitro sull'azione difensiva firmata Maiocco. C'era stato forse un contatto a metà campo o forse no, non è arrivato comunque nessun fischio.
e Davide Zambon in lunetta per 2 tiri liberi. 69-64, 1 minuto e 15 al termine dell'incontro. Dario, sì, volevi aggiungere qualcosa? diciamo che c'era una sbaglia il primo, forza, c'è stata una pressione difensiva su Alessandro Panni e Alessandro si è girato con giro dorsale. 1 su 2 per Zambon. Time out per coach Ferrari. 70 per la Friuladria PN, 64 per Knights Legnano. Dario, diamo un'occhiata mentre tu controlli le statistiche, gli aggiornamenti delle statistiche. Leggiamo quali saranno le partite del sesto turno, ovvero sia il prossimo, quello del weekend del 9 e 10 di novembre. De Longhi Treviso che ospiterà l'Urania Milano, Celsianus Varese contro Gagà Orzinuovi, i Crabs di Rimini che ospiteranno Grafi Studio Spilimbergo di coach Granchi, Lecco contro la GSA Udine, PN Pordenone che andrà a far visita all'ex squadra di Ciocca e di Andrea Piazza, la Vivigas Costa Volpino, Castellanza che ospiterà Basket Montichiari e Ortos Lugo contro San Giorgio su Legnano. Dario, c'è qualche statistica da riferire importante? PN ha ai tiri liberi un 50%, 9 su 18, mentre Legnano ai tiri liberi ha un 76%, 13 su 17, però da 3 punti Legnano ha un 19%, 3 su 16, invece PN 7 su 19, 37%. Ritorniamo in campo. Cazzaniga da 2 punti, è una sentenza quasi ogni tiro di Cazzaniga. Time out chiamato da coach Cesare Ciocca. 70 per la Friuladria PN, 66 per quella che finora è capolista solitaria. Diamo un'occhiata alla classifica ricordando che alcune squadre hanno già giocato una gara. Castellanza in classifica con 8 punti e 4 partite giocate, a 6 punti Urania Milano con 5 partite giocate e Varese sempre con 6 punti e 5 partite giocate, così come Rimini e Lecco. Orzinuovi Montichiari a 6 punti con 4 partite giocate, 4 punti il gruppo formato da San Giorgio Sulignano, GSA Udine, Vivigas Costa Volpino e De Longhi Treviso a 4 punti e 4 partite giocate, Friuladria PN 2 punti, 4 partite giocate, a 0 punti Grafi Studio Spilimbergo e Ortos Lugo. Ultimi 66 secondi che possono regalare 2 punti fondamentali per Pordenone per smuovere una classifica che la vede al penultimo posto in classifica e 2 punti preziosi anche per i Knights di Legnano per confermare il primo posto. Ovviamente noi tifiamo sportivamente parlando Pordenone. 60 secondi al termine, qualche brivido in questo controllo da parte di Panni, arriva un fischio che manda Panni in lunetta, fischio a carico di Tavernelli. Cambio per coach Ciocca, manda in campo Mattia Galli al posto di Colamarino, probabilmente in ottica difensiva. Dario, leggo bene questo cambio? Potresti fare l'allenatore, Simone. Ma guarda, intanto commentiamo e poi vediamo di non fare troppi danni con i bimbi del mini basket. Ritorniamo in campo. 71 per Pordenone, 66 per i Knights di Legnano. 2 su 2 Alessandro Panni, più 6 Pordenone. Time out di coach Ferrari, sicuramente per guadagnare spazio in campo, visto che la regola prevede la rimessa dall'altezza del prolungamento della linea del tiro libero, ma sicuramente Dario anche per parlare un po' di strategia e di tattica. Un flash, 10 secondi se tu fossi Ciocca e 10 secondi se tu fossi Ferrari.
Oh, allora, Starnoni versione Ciocca, vai. Allora, difesa, io cercherei magari di non concedere un tiro da 3 punti, magari sprecando un fallo. Starnoni versione Ferrari. Tiro veloce da 3 punti al rimbalzo e pressione difensiva cercando la palla. ...55 secondi e 90 centesimi al termine dell'incontro. 72 per chi difende, 66 per chi attacca. Per Pordenone in campo Vittorio Nobile, Alessandro Panni, Mattia Galli, Davide Zambo Zambone, Matteo Varussa. Rimessa per Milani, palla nelle mani sempre di Penserini, che cerca una tripla che viene trovata da parte del numero 14 Milani. Vediamo se fa fallo ora Legnano, preferisce invece difendere. Più 3 per Pordenone. Panni, palla per Zambon, sale e non riceve, palla a Varussa, palla deviata da parte del numero 7 Penserini. 5 secondi per andare al tiro. Protesta coach Ferrari. Speravano ovviamente che la palla fosse data alla loro squadra, non è così la decisione degli arbitri. 5 secondi per andare al tiro. Time out di coach Ciocca, che vuole disegnare questa rimessa per non lasciare ovviamente nulla di intentato. Presumo sia l'ultimo minuto a disposizione di coach Ciocca. Devo dire la verità, non ho tenuto il computo dei time out. Se lo hanno fatto gli ufficiali di campo, sono esauriti, sia per quanto riguarda coach Ferrari sia per quanto riguarda coach Cesare Ciocca. Entrambe squadre con il bonus esaurito. Più 3 per Pordenone con rimessa in attacco, 5 secondi per andare al tiro e 28 secondi e 69 centesimi al termine dell'incontro. Ottima la rimessa disegnata prima dal coach di Legnano, che ha portato poi a un cambio di lato veloce, un tiro da 3 punti dall'angolo di Milani. Esatto, Dario. Che era quello che avevamo detto di fare. Quello che Starnoni in versione Ferrari aveva detto. Chissà cosa dirà Starnoni in versione Ciocca di questa soluzione. Ormai è andata. 72-69 per Pordenone. Vedo Panni che si incarica della rimessa, probabilmente metterà la palla in campo, poi andrà a riceverla con un end-off. Palla eccolo qui. E lui eccolo tira. Qui. Tira da 3. Non va. Rimbalzo di Milani. Io adesso cercherei di fare il fallo. Tiro per Knights. Loro cercano tiro da 3 punti. Penserini su di lui. Nata, fai fallo, Vittorio. Bravo. Cercato. Ovviamente per evitare il tiro da 3 punti. Ora coach Ciocca manda in campo per un eventuale rimbalzo Nata al posto di Vittorio Nobile. Quinto fallo per l'ex Codroipo. Ora, conoscendo le caratteristiche della squadra avversaria, grandi rimbalzisti, sarà molto importante fare taglia fuori sull'eventuale errore al secondo tentativo di Cazzaniga, che sbaglia il primo tiro libero. Primo vero errore di Cazzaniga. 72-69, 0 su 2, lotta a rimbalzo, ne esce il capitano e arriva il canestro da 3 punti da parte dei Knights Legnano e fallo fischiato a Mattia Galli. Non ci credo, Simone Pizzioli. Viene assegnato da 3 punti il tiro. Che beffa! Per il momento 72 pari. Se viene aggiornato, vediamo purtroppo
Capitan Maiocco uscire su una sola gamba, caviglia. credo sia una distorsione alla caviglia. Tavernelli, Cosa dici, Simone, di questo tiro? Dico che devo dire la verità. Non hai visto? Non ho visto dove erano i piedi, non mi sembravano al di qua dei 6,75. Questa è una mia impressione. Ha fatto un è una tiro mia impressione. avanzando col piede destro, il piede sinistro era dietro l'arco dei 3 punti, non sono sicuro se il piede destro avesse toccato meno l'arco. Esatto, Non sono sicuro. è stata la mia Simone, stessa impressione. Dico comunque che, il coraggio dico dell'arbitro che prende una decisione di questo tipo. esatto, anche perché in quel caso lì, Dario, bisognava l'ideale, forse lo ha fatto l'arbitro, non metto in dubbio questo, era controllare, essendo una situazione anche di difesa attiva, sia il punto di partenza dei piedi, cioè da dove è stato scoccato il tiro, sia la parte alta, quindi molto difficile da valutare Molto in contemporanea da dove Sì, partiva Simone, il tiro mi rendo conto. e l'eventuale contatto. Il contatto è stato visto e ha portato appunto il tiro libero supplementare di Legnano che segna il +1 a 2 secondi e 17 centesimi. Vediamo se Pordenone riesce con Panni, il tiro della disperazione. Arriva purtroppo per Pordenone una sconfitta a 2 secondi e 17 centesimi al tiro. Legnano che ha cercato e trovato fino all'ultimo una vittoria, devo dire la verità, grande disperazione, grande amarezza da parte di tutta la squadra, da parte del pubblico pordenonese per una vittoria che Pordenone sicuramente avrebbe meritato, Dario. Sì, Simone, hai ragione, mi dispiace tanto veramente per i ragazzi di Coach Oak che hanno fatto una grande partita, sono usciti a testa alta contro la capolista che ha dimostrato, soprattutto in questa azione qui, di essere una squadra vincente. Complimenti ai Knights Legnano, complimenti anche ai ragazzi della Friuladria Pordenone. Noi ci risentiamo tra poco per le interviste ai due allenatori e all'MVP. Buonasera a tutti. Buonasera, è appena terminata la gara tra Friuladria Pordenone e i Knights di Legnano. Sono qui con Mattia Ferrari. Buonasera coach. Buonasera a voi. Arrivata la capolista, partita che Pordenone ha in larga parte controllato, diciamo, primi 2 quarti sicuramente di marca pordenonese con il rientro della tua squadra Mattia e poi in un finale che ha lasciato l'amaro in bocca a Pordenone, ma 2 punti che sono andati alla tua squadra. Sì, 2 punti importantissimi perché questo col tempo diventerà sempre più un campo difficile perché Pordenone è una squadra giovane, destinata per forza a crescere con un ottimo allenatore che sa cosa fare in palestra, per cui noi siamo molto contenti di questo risultato arrivato in modo rocambolesco. C'è da dire che il primo tempo è stato sicuramente di marca pordenonense e noi siamo stati bravi a non scioglierci. Poi il secondo tempo forse abbiamo giocato una pallacanestro migliore noi e 2 volte sul +5 in contropiede abbiamo fatto 2 stupidaggini, un passaggio buttato via di Tavernelli e un tiro forzato di Milani che avrebbero magari dato una svolta da prima alla partita. Nel finale secondo me il nostro merito è stato anche sotto 5, a meno di un minuto alla fine, non disunirci e costruire dei buoni tiri, poi bisogna avere la fortuna di segnarli, poi l'ultima magia di Tavernelli col fischio dell'arbitro, adesso fallo non fallo, piede dentro, piede fuori, capisco benissimo, mi metto nei panni in Pordenone come ci si può rimanere, succede. Certo, ma farà discutere però ovviamente. Lascia l'amaro in bocca, secondo me sportivamente parlando, alla squadra perché aveva dato il massimo dell'impegno e qualora avesse vinto non avrebbe sicuramente rubato nulla. Certo è che insomma fa parte delle regole del gioco ed è chiaro che è meglio essere dalla parte di chi ha 73 rispetto a chi stasera ha perso. Al di là di questa considerazione, prossimo match al Palace di Legnano, Mattia, con un'altra squadra che è già passata per il Forum di Via Rosselli, che personalmente mi ha dato una grande impressione, che è Montichiari. Sì, Montichiari insieme a Treviso è la squadra più forte del campionato, io ho visto la partita qui, tra l'altro Pordenone giocò secondo me bene, ma loro fecero dei canestri proprio da giocatori forti, loro sono una squadra forte, oggi ha vinto a Udine e siccome a Treviso è la squadra che ha il potenziale più grande, voi prima avete detto che noi siamo la capolista ma la quinta giornata è un caso perché il calendario, le situazioni
noi dobbiamo semplicemente recuperare gli infortunati. Oggi Arrigoni ha giocato e non avrebbe dovuto giocare, si è scavigliato alla fine Maiocco, noi dobbiamo continuare a lavorare e provare a mettere tutto l'impegno possibile per giocare contro una squadra che comunque è sicuramente più forte di noi. Mattia, grazie della disponibilità, in bocca al lupo per il campionato e complimenti per la vittoria qui a Pordenone. Grazie a voi e complimenti per il vostro servizio che è veramente super per questo livello. Grazie a Mattia Ferrari e ora invitiamo Matteo Varuzza, MVP dell'incontro. Ciao Matteo. Matteo Varuzza, 17 punti in questa gara. Matteo, che purtroppo c'è ancora il tabellone a segnare il +1 per Legnano. Tutti quanti ci aspettavamo e speravamo che si concludesse in un altro modo. Qual è la tua impressione, al di là, voglio dire, dell'ultimo tiro, proprio come approccio? Secondo me super, squadra compatta, primi 2 quarti di chiara marca appunto pordenonese, forse un terzo quarto in cui loro sono rientrati e poi si è decisa in un episodio, nel senso l'ultimo, ecco. Beh, sicuramente noi ci stiamo allenando bene tutti i giorni al massimo per poter fare questo tipo di partite, questo tipo di difesa. Di certo non possiamo lasciare il penultimo tiro da 3 libero a loro, perché chiaramente ci ha spezzato le gambe e poi l'hanno vinta, però la maggior parte delle colpe ce le prendiamo noi, sinceramente, perché potevamo far di più su quella difesa e concedere magari un tiro ostacolato, qualcosa del genere. Certo, poi sai Matteo, l'importante è imparare dagli sbagli. Quando una partita termina di un punto su un tiro a poco più di 2 secondi dalla fine, certo che lascia l'amaro in bocca. Comunque personalmente io ho visto progressi dall'inizio che sono tangibili, quando anche so che Capitan Muner non era proprio in formissima fisicamente, anche Michele Ferrari. Credo che quando tutti e 10 saranno fisicamente al 100%, abbia ragione il coach ospite che ha detto questo sarà un campo sempre più difficile da affrontare. Sì, sicuramente le squadre ospiti non devono venire qua a giocare la loro pallacanestro, ma dobbiamo noi imporgli la nostra. Noi non eravamo al top della forma sinceramente, però ci stiamo impegnando sempre di più, questo è quello che posso dire. Rincuorare un po' i tifosi, anche perché loro vengono qua e ci vedono perdere così all'ultimo secondo, poi anche la seconda partita che perdiamo così e dà un po' fastidio. Ok Matteo, in bocca al lupo, fin dalla prossima partita, io ti ringrazio, ti faccio i complimenti per la buona partita di stasera ed estendili a tutta la squadra adesso che ritornerà in spogliatoio. Grazie a Matteo Varuzza e Simone Pizzioli vi ringrazia e vi saluta dal Forum di Pordenone. Buonasera e grazie.